un Cybertruck e andiamo a testare la sua resistenza. Uomone, quanto si impenna! Ha un picco di 1000 watt. Collaborazione con Apple. Allora ragazzi, per l'accelerazione micidiale andiamo a vedere come salta. Alza dietro, alza. Direttamente dallo spazio siamo arrivati con Navi. Ragazzi, eccoci qua. Siamo ritornati in un nuovo video. Bentornati sul canale. Oggi andremo ad aprire lui, Navi S60. Abbiamo portato già diversi monopattini di questa casa. È la stessa casa produttrice che produce gli scooter per Xiaomi. E infatti andremo ad interfacciarci con l'applicazione Navi. Ma un'altra cosa che un'altra cosa importante che è dotato questo monopattino, grazie all'Apple Find Me, abbiamo la possibilità di poterlo tracciare. La possibilità di poterlo tracciare in qualsiasi momento. Ha un GPS installato. Bello. Tipo dell'Apple, come si chiama? Giuseppe. AirTag. Oh, bucato. Questo è fatto. Chi l'ha fatto? Questo l'ha fatto. No, non l'ha fatto Elon Musk. Ragazzi, il design di questo scooter, che io mi vergogno anche a chiamare scooter, di questo monopattino è. Non mi guardate da dietro le guide, mi fate sentire in imbarazzo. Il design di questo monopattino è ispirato al Cybertruck di Elon Musk. Pesa 25 kg, bello pesante ed è tutto omologato. Cioè questo per le nuove restrizioni, quindi Salvini. Borrelli. No, Borrelli non c'entra niente, Borrelli non c'entra niente, gli stiamo dando troppa visibilità. Valentini, mi aspettavo di meglio. Mi aspettavo più Cybertruck. Ma d'acciaio, quello è il Cybertruck, perché dai aspetta lo Cybertruck, il è firma. È perché è omologato, Vitto. C'ha tutte le omologazioni, no, c'ha il sistema di frenata con ABS, c'ha un sacco di elettronica. Beh, questo c'ha la predisposizione per mettere la targa, c'ha le frecce, c'ha 3 sistemi frenanti, vabbè, freno motore, anteriore e posteriore. Si apre e si chiude molto facilmente. Accendiamo, colleghiamo l'applicazione, ve lo faccio vedere nel dettaglio e andiamo a testarlo su strada, vediamo un po'. Anche se questo c'ha motore da 1000 watt, cioè ha un picco di 1000 watt in partenza, essendo omologato si ferma a 22 km orari, anzi 25. Vedi, guarda, qui sopra ci sta scritto tutto, vedi? Massima potenza 1000 watt, però è al 24%, viene utilizzata la sua potenza perché è omologato. Dual suspension design. Shock. Prova il sistema di sospensione, Non c'è la vita. Non c'è la vite? Qua non ci sono le 2 viti, qua. Non so, sono 4 viti. E perché un'altra vanno di qua, un'altra di Il qua? titolo devo saltare senza viti. No. Tranquillo. Dai, vieni qua, dammi qua. Bello, già col freno a filetti, tanta roba. Qua appoggi il telefono e metti le localizzi. No, ma più che altro la rivoluzione veramente è il fatto del GPS integrato, che è tanta roba. Collaborazione con Apple poi. Bravo Elon Musk, giusto? Elon Musk è bravo. Salvini no. In che senso? Ma che c'è? Perché parliamo di Salvini? Salvini non sei buono, ha detto Manuel. Ora Italia. Pensa se tu non esistessi, il mondo come fosse in pace. Il mondo come fosse in pace. Il mondo come fosse in pace. Tutti noi ragazzi una volta ci saremmo chiesti come fossero i giocatori senza denti. Chi? Io? Salvini. Ma perché? Prima parlava male del sud, poi quando gli è servito il sud ha parlato bene del sud. È un po' voltabandiera, work. In nomine Patris. Questo fatto però che non è digitale, Elon Musk, tutte le cose, e poi sta sul campanello. Sta pure la dichiarazione di conformità, vedi? Vedi? Abbiamo anche il libretto. Salvini! Io sto lavorando. Voi state a fare le cose davanti a... Esci fuori dalla vita. Cioè, contenuti anche che io non posso pubblicare su YouTube perché fate spaventare i bambini. Lo puoi censurare però, Albini, abbiamo anche il libretto qua, si vola. Allora ragazzi, come sistema di sicurezza io dall'applicazione posso bloccare, vedete Manu adesso lo muove, io l'ho bloccato e non lo riesce più a muovere. Naturalmente di forza si riesce a sollevare perché pesa sempre 25 kg, però è sempre un sistema di sicurezza. Andiamo a sbloccarlo, possiamo comandare le luci, ma in automatico le luci hanno anche un sensore che in base alla notte, in base alla luminosità, si accendono in automatico. Il timer che suona perché mi devo prendere la
che ho preso per andare in palestra. Abbiamo la possibilità di seguire tutte le informazioni del veicolo, naturalmente essendo omologato c'ha tutto quello che è il numero di serie, tutto quello che vi occorre. Pannello di controllo con chilometro, tempo di guida, velocità massima, velocità media e tutte le info che ci occorrono. Ma noi quanto si impenna? Ma noi si impenna. Ha visto, questo si impenna tantissimo. Peccato che non si può staccare il sensore. Ma questo si impenna proprio bene. Perché è tranquillo, capi? Non è cattivo tanto. Allora ragazzi, vabbè, l'accelerazione è micidiale, però poi arriva a 22 km/h e giustamente si ferma. Perché? Perché è omologato, vedi, 25 km li prende per inerzia. Però così sappiamo che almeno anche sulle salite, su sentieri un po' più tortuosi, 27 è arrivato, possiamo sicuramente fare affidabilità alla ripresa, ma non alla velocità di punta. Allora, fossi, scollini, è stabile, si sente, è anche pesante, poi è rigido, devo essere sincero. Rispetto anche agli altri che abbiamo provato sul canale, è anche molto agile, però senza perdere in stabilità. Infatti vedete, posso giocare, cosa che con gli altri non riuscirei a fare, però sempre, anche perché la velocità è ridotta, siamo a 22 km/h e riesce ad essere molto gestibile. Il freno, mamma mia ragazzi, freno e freno motore agiscono in niente. E sulla salita subito scatta, ragazzi. Arriva subito a 22 km/h e si ferma. Però hai la spinta, senti che va. Deceleriamo e riacceleriamo. È più divertente. Adesso andiamo a provare a fare qualche salto per mettere un po' a dura prova questo doppio sistema di sospensioni. È un Cybertruck e andiamo a testare la sua resistenza, come farebbe Elon Musk. Schiantiamolo in un muro, vediamo, facciamo un crash test. No. Nella spazzatura? No, dai, no. Perché c'erano delle scarpe buttate così? Però questo veramente di equilibrio riusciresti ad impennartelo proprio bene alla grande. Proviamo a fare un'impennatella. No, perché mi metto paura io, Manu. Andiamo a vedere come salta. Non si sente proprio. Per provare a fare questa cosa, per provare a farmi male. Tranquillissimo. C'ha un freno motore comunque assurdo sto, sì. Allora, freno motore soddisfacentissimo. Scooter sicuramente che non rispetta le caratteristiche del canale. I due tempi, noi andiamo per l'elettrico. No ragazzi, il due tempi è sempre il due tempi. Sicuramente non rispetta le caratteristiche del canale, perché diciamo che sul nostro canale proviamo mezzi un po' più pazzi. Dobbiamo portare anche qualcosa di legale. Questo è legale al 100%. Così il buon Salvini. Dove vai cavalletto? Il buon Salvini. Salvini, si chiama Salvini. Salviettini. Il buon Salvini rimane contento. Io vi lascio il link in descrizione. Questo ragazzi andatelo a comprare perché è omologato. Quindi c'è un piccolo sconto, un piccolino qui in descrizione. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao.